17 gennaio, Sant'Antonio Abate. Eh sì, il Veneto è terra che ha ospitato più di un Antonio. Qua però stiamo parlando del protettore degli animali. Il 17 gennaio, infatti, era uso nei nostri comuni e partendo dalle nostre famiglie, era uso frequentare la chiesa per portare gli animali alla benedizione che avveniva sul sagrato della chiesa. Infatti poi al momento della benedizione il parroco del paese consegnava il santino di Sant'Antonio che si appendeva all'interno delle nostre stalle. Io infatti ho un ricordo di questa immagine del santo con il maialino accucciato ai propri piedi. Però nella nostra tradizione ho anche il ricordo di un'altra benedizione legata appunto a quello che era tutto il patrimonio del mondo agricolo che era rappresentato appunto dagli animali. E sto parlando di San Bovo, protettore dei bovari, che avveniva il 2 di gennaio, quando molti agricoltori andavano, sempre frequentando la chiesa, e portavano un mucchietto di fieno a benedire per poi darlo e riportarlo a casa e darlo da mangiare durante i primi dell'anno agli animali. Questi sono i ricordi e i momenti propiziatori legati alla tradizione contadina. Se anche qualcuno di voi ha qualche ricordo, io sarei curiosa di conoscerlo e vi invito a scriverlo nello spazio a voi dedicato nelle nostre ciacole. Ciao!